guantino mi portava via dai guai, invece di svoltare a scuola andava giù alla ferrovia. 2 minuti di paura, poi pronti via, poi pronti via. La mia moto scorre piano sulla 526, attraversa dei profumi che poi 1 metro dopo non li senti più. Io respiro e mando giù, prima di perderli che non si sa mai. Da lontano un'altra moto sta venendo verso me, alza il braccio, fa un saluto, che bello è, che bello è. Mi fa sentire che basta un giorno così a cancellare 120 giorni stronzi. Basta un giorno così a cacciarmi via tutti gli sbattimenti che ogni giorno sembra sempre di più, ogni giorno fan paura di più, ogni giorno però non adesso, 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 che c'è un giorno così. La mia moto scorre piano piano fino in città, il sole tra non molto tramonterà. Mi fermo al rosso del semaforo che mi dà tempo ancora un po', prima che la moto torni al suo garage. Il bambino su quell'auto guarda indietro e vede me, alza il braccio e fa un saluto, che bello è, che bello è. Mi fa sentire che basta un giorno così a cancellare 120 giorni stronzi. Basta un giorno così a cacciarmi via tutti gli sbattimenti che ogni giorno sembra sempre di più, ogni giorno fa paura di più, ogni giorno però non adesso, 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 che c'è un giorno così. Io non capisco che gli fai quando arrivi in mezzo a noi. Tutti i miei amici si dileguano e vengono lì. Prendo un posto accanto a te, accanto ai tuoi capelli che hanno quel profumo e il balsamo sei tu. Che mani, tutti qui ci provano, aspettano il tuo segno, intanto sperano che dal tuo essere amica nasca cosa però non si ricordano. Il principio naturale che la regola dell'amico non sbaglia mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto. Tu parli e tutti ascoltano, ridi e tutti ridono.
capire che la regola dell'amico non sbaglia mai. Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai non vorrai rovinare un così bel rapporto. La regola dell'amico proprio perché sei amico non combinerai mai niente, mai niente, niente, mai non potrei mai vederti come fidanzato. Bello non ti passa più, sei volato, vuoi la bicicletta e vuoi pedalare cazzi tuoi. Bello uno pupazzo patetico, vestito a festa a luna pranzo dai suoi. Signora sa una pasta al forno, così non l'ho mangiata mai. Bello tu e l'interrogatorio, ma con mia figlia tu che intenzioni hai? Lei ha bisogno di uno serio, spero non ci deluderai. Poi di corsa dagli amici del bar, almeno per mezz'ora un po' di tranquillità. Ma da come guardano, sembra che mi dicano: bello non ti passa più. Eri romantico più spesso, sento già che non durerà. Bello 4 gli altarini si scoprono, un lato in tronco senza dir neanche pa. Telefonate notti in bianco, perdita della dignità. Poi di corsa dagli amici del bar, farò finta di niente che nessuno lo sa. Però mi conoscono e so che capiscono. Bello non ti passa più, te la sei voluta tu. Vuoi la bicicletta e poi pedalare cazzi tuoi. Livello 5 almeno ci siamo noi, non sarà tanto però ci basterà. Aperitivo, cena fuori, approvato all'unanimità. Livello 6 a volte ritornano, li vedo in fondo al ristorante con lui, con degli amici tanto antichi che sembrate antichi anche voi. Io distinto te lo direi, ma con uno del genere che cazzo ci fai? Però in fondo è giusto così, perché sono
occhi tuoi invisibili, ancora più distante tu. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile, il tempo senza te. Ma tu tornerai, io posso già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu tirar tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare e addormentarsi gli occhi tuoi. E poi finalmente tu tirar tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Wow, wow. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare e addormentarsi gli occhi tuoi, gli occhi tuoi, gli occhi tuoi, gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Ti ricordi quell'estate, in moto anche se pioveva, tentavamo un po' con tutti, cosa non si raccontava, ci divertivamo anche con delle cose senza senso. Questo piccolo quartiere ci sembrava quasi immenso, poi le strade piano piano ci hanno fatto allontanare. Il motivo sembra strano, non lo saprei neanche dire, solo ti vedevo qualche volta in giro con quegli altri. Tu che mi dicevi, qualche sera passerò a trovarti, io che avevo i fatti miei. Ti ricordi quella con quegli occhi grandi che anche tu mi dicevi è troppo bella, forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, però credimi se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa, quando per noi forse la vita era più facile. Forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, troppo grande per noi. Ti ho rivisto stamattina sul giornale la tua foto, steso su quella panchina, non sembravi neanche tu, forse te la sei cercata, forse non sei stato forte. Non mi importa ma non so se eri pronto per la morte, io che ho sempre fatti miei con un'altra donna con degli occhi grandi che anche tu mi diresti è troppo bella, forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, però credimi se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa, quando per noi forse la vita era
nero taglia il mondo a metà, la città alle tue spalle, l'ultima frontiera della civiltà. Il tuo motore starnutisce un po', si spegne tu nel panico che farai. Io arrivo in moto dalla polvere, te lo riparo, beve tutto ok. Peccato che non son così nei problemi meccanici, non so distinguere un bullone da una brugola. Come posso fare? Voglio farti innamorare tanto, voglio diventare il tuo supereroe, voglio essere il migliore al mondo, almeno per noi due. Oh, 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 oh. Vorrei essere sul tuo stesso aereo mentre dilaga il panico. L'hostess dice che i due piloti si sono sentiti male, però ecco che mi alzo tranquillissimo, dico il bestione ve lo porto giù io, si atterra tutti sani e salvi e tu mi guardi come se fossi il tuo Dio. Peccato che non sono così, soffro anche di vertigini, per me è già tanto avere preso la patente B. Come posso fare? Voglio farti innamorare tanto, voglio diventare il tuo supereroe, voglio essere il migliore al mondo, almeno per noi due. Oh, 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 oh. Voglio farti innamorare tanto, voglio che se parli con le amiche di me possa dire come lui al mondo, per me non ce n'è. Oh, oh, yeah. Ti sei seduta al bar a bere un caffè, prima di andartene ti accorgi che arriva un ticchettio stranissimo dalla tua sedia sotto di te. Gli artigli ceri ti circondano, mi faccio largo, la disinnesco io, taglio deciso il filo giusto e tu mi abbracci e gridi, voglio che tu sia mio. Peccato che io in verità non ho ste grandi qualità, ma son sicuro che ti amerei tantissimo. Se ti può bastare, voglio farti innamorare tanto, voglio diventare il tuo unico eroe, voglio essere il migliore al mondo, almeno per noi due. Oh, 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 oh. Voglio farti innamorare tanto, voglio che se parli con le amiche di me possa dire come lui al mondo, per me non ce n'è. Oh, oh, yeah. E se gli alieni ti rapissero, tutti mi dicevano vedrai, è successo a tutti, però poi ti alzi un giorno e non ci pensi più, la scorderai, ti scorderai di lei, solo che non va proprio così. Ore spese a guardare gli ultimi attimi in cui tu eri qui con me, dove ho sbagliato e perché, ma poi
con tutti il tempo è l'unica cura possibile. Solo l'orgoglio ci mette un po' di più per ritirarsi su. Però mi ha aiutato a chiedermi se era giusto essere trattato così da una persona che diceva di amarmi e proteggermi prima di abbandonarmi qui. Non ho nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa, ma io non aprirò. Nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa, ma io non aprirò. Chi le ha inventate le fotografie? Chi mi ha convinto a portar qui le mie? Che poi lo sappiamo, scattano le paranoie. Le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente cisca all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol. Fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Da queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti
quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente cisca all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu, dei New York Yankees, quello lì sei tu, mi sa che anche al cesso te lo tenevi su. E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli io loro o me. Quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente Cisco fa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi ma cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi. Contare i passi tuoi sulle scale
Molto bene, ed è tempo di saluti, stiamo anche per darvi le ultimissime notizie, si viaggia con discreta puntualità. Con Maurizio Modica, appuntamento domani, siamo arrivati in fondo a questo nostro appuntamento di oggi. Tra poco sarete con Anna Pettinelli, ci sentiamo domani a partire dalle 6, ciao ciao! Bravi. No, Maurizio, come va? Come vai Allora? qua? Giustamente avete la voglio radio dire. qua vicino. Questo è uno dei nostri punti di ritrovo, sì. Sembra l'ingresso della radio, vedo tutti Infatti gli ho, adesivi. ho visto che... Senti, a proposito, punti di ritrovo, bar, vediamo una cosa. Sì, volentieri. L'orario giusto. Per me un caffè. 2, 3 caffè. Grazie. Ci diamo anche una sveglia, sì. No, perché noi abbiamo dormito qua a Roma, ma poi dobbiamo andare a Viterbo per le prove del tour. Sì, per me è già l'orario dell'aperitivo invece, perché alle 5 del mattino. È vero, Vabbè. è vero, hai gli orari, sei sul fuso orario. Su un altro fuso. Senti, ma a proposito, punto di ritrovo, parliamo un po' del punto di ritrovo, nasce lì il bar. Sì, Se noi se ci mettiamo 4 ore potremmo crearne uno. ma secondo me di sicuro, Un cioè attimo. proprio io qua, se sto qua più di un'ora diventa già casa mia, quindi non... Ma sì, no, ma perché già infatti in molte mie canzoni, veramente l'ambiente è il bar, ma proprio perché da noi è un po'... era l'unico punto di ritrovo possibile, no? Sai, tipo io arrivo da Pavia, cioè per metà dell'anno c'è la nebbia, no? 20 gradi sotto zero. Il muretto non va bene. Esatto, il muretto non puoi trovarti, cioè, fossimo in un'altra situazione, dai, potresti anche trovarti all'aperto, ma lì puoi anche morire. Dice, ci troviamo al muretto, dopo 3 ore trovi 4 ghiaccioli fumicati nella Roma ti nebbia. concede di più però, clima sì. siamo all'aperto. Quindi noi abbiamo sempre scelto posti chiusi, no? Il punto di ritrovo per noi è sempre stato al chiuso. Mi ricordo che tipo da ragazzini noi ci siamo scelti la sala giochi prima del bar come punto di ritrovo, proprio perché non c'era la consumazione obbligatoria, cioè nel senso tu entravi, era al chiuso, quindi grazie mille, quindi al caldo, no? Tutto, cioè potevi stare con gli amici al caldo d'inverno, però senza avere l'obbligo di consumazione come invece in un bar, no? Sì. Proprio perché prendevi i gettoni, 4 partite e stavi lì tutto il pomeriggio. Io forse sono stati gli anni più belli che ho vissuto, quelli della compagnia, no? Del gruppo, perché sai, è quando ti stacchi un po' dall'essere figlio, no? Dall'essere ragazzino, bambino, e grazie agli Rompi il amici... cordone umbilicale, Esatto, no? no? Gli amici fanno proprio gruppo e quindi ti senti libero, no? Indipendente, senti di poter fare tutto negli orari in cui sei fuori di casa, no? Perché tanto comunque hai la copertura dei tuoi amici, cioè sei tu, sei il gruppo proprio. E chiaramente poi il tempo passa, alcuni se ne vanno, no? Chiaramente se ne vanno per altre esigenze, perché molti dei miei amici di allora sono sposati, hanno preso altre strade. Un nucleo forte è rimasto, che siamo io e pochi altri. Sei riuscito a mantenere un nucleo forte delle primissime compagnie di quando avevi 16 anni, 17? Sì, sì, i più convinti sono rimasti, tipo in 7-8 siamo rimasti duri e puri, no? E niente, ce l'abbiamo fatta a resistere. L'importante è che ci sia il collante fondamentale dell'amicizia, no? Che è quella che ci tiene uniti, nonostante la distanza o gli impegni diversi. L'importante è che ci siano i collanti anche che aiutano Il collante, questo tipico discorso da bar, il collante, Sì, sì, l'importante è che sia il collante. Perché oltre al collante ci sono anche i collanti, che è un altro argomento che... Avete tempo allora? Visto che abbiamo tempo andiamo a trovare la Pettinelli, facciamo una sorpresa d'Anna. Dai, così la salutiamo. Dai, paghiamo e andiamo. Dai, Facciamo che offro tu. Ok, offro io, tranquillo. Ehi, è arrivato! Ciao Anna. Come stai? Bello vederti. Tanto. Allora? Come va? Tutto bene, sì, tutto a Tranquillo? posto. Sì. Tua moto? La moto bene, tutto... Sì, fortunatamente va sempre, sì. Ma tu non è che giri mai in macchina, no? Ma io appena posso evito, perché, non so, la moto mi fa proprio... mi dà il senso di libertà. Sì, ma non è che vai come un pazzo, no? No, io ho una moto di quelle che vanno lente, sai, proprio facciose, proprio Hai avuto la funzionalmente. moto tu? No, praticamente quando ero ragazzino, nel passaggio dal 50 al 125, quindi a 16 anni,
i miei praticamente non me l'hanno mai comprata perché ero studente, quindi non potevo permettermi di Vedi, prendermela però io. nella tua vita sentimentale se avessi avuto a 18 anni la moto che hai esatto, adesso, dai. forse sarebbe stata diversa, infatti avrei avuto molte meno frustrazioni, però visto che ho fatto anche tante canzoni sull'amore non compiuto, no? Desiderato ma mai raggiunto, forse non avrei fatto delle canzoni che a me sono piaciute e che mi è piaciuto fare, quindi va bene così, insomma. Cioè anche l'amore non realizzato forse. Lo sai che dobbiamo andare in Ma più- onda? Chiama un porca po' una miseria. cuffia. Cuffia? Aspetta, staccala proprio dal muro, vai. eccola Perché noi qua. siamo qui che chiacchieriamo del più del meno, di là ci fanno i Infatti. segni, ecco, filiamo Perché- il gecchino, vai. Qua va bene. Intanto mettiamo subito un pezzo. Perfetto. Allora, ok, siamo pronti, 13:30 in diretta su RDS Max gli 883. Benvenuto, Grazie Anna. mi fa piacere posto. vederti. Senti, disco va bene, tournée anche, mi sembra Sì. un buon momento, non sì, ti sì. puoi lamentare. Beh, sentiamo subito un pezzo all'album. La prima donna te la ricordi, no? Sì, me la ricordo proprio. Eri innamorato come un ciocco, Eh sì, no? perché era un universo che non conoscevo bene, cioè era qualcosa di cui avevo solo sentito parlare, anche dalla letteratura, cioè, però non sapevo come fosse, no? Quindi la prima donna Eri proprio imbranato. molto imbranato, però facevo finta di sapere tutto, cioè di essere... Tu grande sì, Latin esatto, Lover. invece poi ero proprio... Un'attrice che ti piace in particolar modo, una modella, forse un... Beh, un'attrice forse in questo periodo Demi Moore, no? Con questo suo fascino un po'... Ma perché ti piace il soldato Jane? Cioè non ti farebbe paura una donna così? Molto, cioè proprio cambiare la serratura di casa tutti i giorni, perché ti arriva a casa, cioè metti, sai quelle cose, poi a parte che le donne soldati insomma, mi fanno un No, po' no, paura. no, 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 Cioè la donna è io- bello che, voglio dire, la parte brutta dell'uomo è proprio, una delle parti brutte è proprio quella, no? Cioè, quel tipo di aggressività macho, no? Perché vogliamo, invece di cioè prendiamo la parità come un estendere a tutti i difetti di tutti, no? Invece Vero. secondo me bisogna cercare la parità, togliere i difetti da una parte e cercare di equipararsi Non dall'altra. sei quello della prima sera, prima botta, insomma. No, perché sennò vado in panico io, cioè non mi sono ancora ben preparato, cioè non... se la cosa mi sfugge poi diventa cioè non so come affrontare la cosa, invece se ho un 24 ore di tempo Ti organizzi. riesco a organizzarmi, se no Con vado in... 24 ore di tempo mi organizzo. Sì. Lì la prima sera, cioè quella conosciuta in discoteca è fatta tipo frittata di struzzo, non ti E no, perché poi comincio ad avere tutte le paranoie, tipo, però allora, adesso avrei, cioè, sai quelle cose, dunque, non ho dietro lo spazzolino e il dentifricio, cioè, io ho tutte queste Oddio, paranoie no, qua, dai. sì, io vorrei essere al massimo Cioè, della tu quello forma. che l'amore in macchina non potrebbe far mai. No, cioè, Ha presentarmi, detto di no, ha detto di no. presentarmi, no? Cioè avere il primo approccio con una persona conosciuta la sera, senza un mondo, cioè senza aver avuto dei momenti di giorno, no? Per far vedere che, insomma, sono anche abbastanza una Sei un persona ragazzo per civile. bene. Esatto. Cioè, sarebbe il panico per me, perché, madonna, tutte le cose, oddio, io poi sono un perfezionista di queste cose. Un inferno, la Un tua vita è un inferno. inferno. Però è bello anche il gesto preparatorio. Guarda, arriva il notiziario. Aspetta, ci fermiamo un momento, torniamo subito. Ciao Max, come stai? Bene. Vieni, accomodi, facciamo due chiacchiere, andiamo di qua. Allora, team di squadra in questa dura legge del gol. Tu ci tieni molto a parlare di squadra, il calcio l'hai usato un po' come metafora. in questo periodo. Sì, proprio perché il calcio secondo me si presta bene per un sacco di discorsi, no? Fare da metafora a situazioni di vita, a realtà di vita. Nella mia compagnia, nel gruppo di persone che io frequento, nel bar dove vado, il calcio viene usato come termine di paragone per tutto, no? Proprio perché è giocato in squadra. Allora, il lavoro di gruppo come è partito per la realizzazione tecnica, musicale di questo disco? Beh, il lavoro di gruppo è stato alla base di tutto, nel senso che ormai comunque il nostro team di base, cioè io, Claudio Cecchetto, Pierpaolo Peroni, Marco Guarnerio, dal primo album abbiamo sempre fatto tutto insieme con questa formazione, diciamo così. Per questo album è stato un lavoro notevole perché comunque già insieme all'album sono nate diverse iniziative, proprio perché oggi secondo me è importante che la musica esca un po' dal suo ghetto, perché dato che comunque oggi la situazione, il mercato musicale dicono che si sta insomma assottigliando, che c'è tutto un... Una sala di percentuali, Esatto, di cose. Allora secondo me è importante che allora anche chi fa musica si abitui a usare
a supportare la musica con anche altri linguaggi. A proposito delle ispirazioni musicali, io trovo che siete molto attenti come progetto 883 anche nella realizzazione dei vostri remix. A volte il remix serve a fare un refresh, no, Del singolo, della cosa per allungare la vita. vedere come vive, no? Cioè, come vive in un altro modo. Abbiamo parlato di squadra, abbiamo parlato comunque di questo grande progetto globale, del progetto 883, tu resti comunque la facciata. Sì, sono il portavoce, diciamo. Sei un po' il portavoce di questo. Sono come Navarro per la Santa Sede. Il film è tutto incentrato, insomma, il nostro film è incentrato proprio sulle canzoni, quindi abbiamo il grande vantaggio che quello ce l'abbiamo già. Siamo partiti dalla colonna sonora e poi abbiamo infilato, esatto. Veramente l'esperimento è il contrario. Di solito si fa la colonna sonora che stia bene con le immagini, che abbia un senso con... Invece nel nostro caso abbiamo fatto una parte filmata che desse un senso, cioè che avesse un senso Come colonna insieme sonora. Esatto, quindi diciamo che è il contrario, giustamente partendo dalla musica, insomma, poi abbiamo È un film multimediale. Esatto, noi siamo tutti multimediali, la multimedialità è quella... Ti saluto, sono stato Grazie mille contentissimo di Stefano, parlare con te. ciao a Alla tutti. prossima. Ciao Max! Ciao Rosaria. Ciao! Senti, vuoi rubare il lavoro ai nostri tecnici? No, Ho è visto che io sei molto interessato. mi diverto troppo in mezzo a tutta questa tecnologia, no? Siamo qui, il futuro, la tecnologia, dici che ti piace molto, però io sono invece molto curiosa sulla tua storia. Cominciamo per gradi. Quando Ok. eri proprio piccolo piccolo, alla classica domanda che rompi scatole della famiglia che ci sono sempre, tipo le spie, cosa vuoi fare per il bambino da grande? Cosa rispondevi? Penso sia sempre stato uno un po' così, bambino introverso, senza le idee chiare, no, per il futuro. Quindi non avevo questi grandi miti di professioni leggendarie, no? Anche perché bene o male... Tipo i cowboy, oppure... Sì, infatti queste cose non le sentivo, anche perché poi fondamentalmente provenendo da una famiglia di lavoratori, no? Sai, per me cioè alla fine i valori sono sempre stati altri, nel senso che mi è sempre stato insegnato che qualsiasi cosa avessi potuto fare da grande, l'importante era farlo con onestà, no? Cioè, voglio Beh, dire, questo è importante, comunque, certo, credo che sia una buona alla base. fine si può essere eroi, no? Anche con professioni più umili. Anzi, voglio io dire. credo che sia forse più Certo, mio padre più lavora da difficile quando fare questo. aveva 10 anni, no? Per cui alla fine però comunque ha fatto una famiglia, ha portato avanti tutto e quindi per me quello era più importante, al di là delle professioni. Avevi un poster in Poster no, camera da però letto. uno che ammiravo proprio tantissimo, l'idolo assoluto era Armstrong, non Lewis, Neil, quello che quello ha il messo primo il piede uomo che ha messo sulla il Luna, piede sulla perché Luna. da piccolo avevo questo proiettore Super 8 col filmato dell'allunaggio, no? Quello originale proprio. dell'Apollo 11 e vedere quel momento lì, no? Di loro che si avvicinavano e scendevano sulla Luna, no? The Eagle has landed, l'aquila è atterrata. Mamma mia, quando è che ti hanno proprio preso di peso e buttato su un palco per cantare? Beh, è successo sostanzialmente a Castrocaro nel 91, perché io in pratica prima di Castrocaro del 91, io e Mauro, che appunto era con me negli 883, facevamo le canzoni, ma per me cantarle era secondario, cioè cantarle era un modo per dare una voce al provino, Sì, praticamente. però pensavi magari che potesse anche cantare Esatto, qualcun che potesse altro. cantarle qualcun altro. Per me la cosa bella era fare l'autore. La mia voce era prestata momentaneamente per dare un'idea di come andava il canto. no? E invece poi... Invece poi a Castrocaro siamo saliti sul palco e ho cantato per la prima volta lì, poi pian piano Ti è sei arrivato sciolto, l'album, insomma, un sì, po' meno... e ho capito che si poteva cantare. L'ultima cosa che voglio sapere è se hai mai fatto una serenata a una ragazza, magari con una sua canzone. Se hai mai conquistato una ragazza cantandole qualcosa. Ma cantandole qualcosa proprio no, perché appunto già mi vergogno normalmente a cantare nella proprio vita. per lavoro, quindi Figurati figuriamoci. in mezzo a, cioè tipo in mezzo alla strada o E tu sotto la finestra... in privato. Sì, no, però sicuramente nella mia vita è successo che diciamo una ragazza si innamorasse di me anche perché Per avevo una- scritto una canzone, perché comunque identificandosi in quella canzone o comunque così piacendole questa canzone le piaceva di più un certo aspetto di me e questo ha spinto a essere curiosa e magari l'ha spinta a essere curiosa e magari a conoscermi meglio, cosa che se uno non facesse le canzoni nel mio caso sarebbe molto dura. Ciao Max, grazie. Ciao, ok, ciao Rosaria. Pronto? Sei già lì? Lì al palatetto? No, io penso che invece sono qua in radio, ho voluto salutare un po' tutti. Dai, allora ci vediamo lì.
giusto il tempo di arrivare. Ok, a dopo. Ciao, ciao, grazie. E vai, Ehi. finalmente. Ciao, Mauro. No, che c'è tutta la band in panchina, già pronta per iniziare. No, ma infatti, no, ma mi sono sbagliato, sono andato prima a salutare i ragazzi su di Missione sei Suono. andato in radio. Sì, sì, E sì. noi siamo qui da un'ora. Infatti, Non ci siamo ho trovati. sbagliato gli orari. Allora Max, niente, noi siamo qui in questo palazzetto dello sport, stiamo a vedere cosa stai facendo. Il tour parte, quindi sei pronto, insomma. Sì, 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 prontissimo. La band è prontissima. Sì, sì, A no, proposito, quanti siete? Beh, sul palco siamo in 10. In 10. Più il fonico di palco, Luciano Graffi, 11. A squadra di calcio. Esatto, ce la siamo giocata così. Hai anche le riserve, no? No, per ora siamo già in tanti così, però va bene. No, andiamo a conoscere i ragazzi del gruppo con Max. Andiamo. Perfetto, dai. La band, la qua, band, la tutti. band, la band. Tutta la band. Ecco, c'è Tutto il una gruppo. riunione di Ciao, spogliatoio ragazzi. probabilmente, quindi sai, C'è la si panchina stanno proprio, visto? studiando le strategie. Sì, sì, qui c'è la panchina, quella vera. Oh, la quella- vera panchina. Sì, sì, la panchina, che è anche molto Panchinari, utile. siete voi. sì. Esatto, i panchinari veri, no, che c'è anche questo vantaggio appunto di potersi, insomma, lì metteremo tutte le nostre cose, uno se deve asciugarsi, no, rilassarsi un Asciugamanini, attimo. bottiglietta d'acqua. Esatto, che è anche un trucco per avere... Vivere di sulla- conforto. Esatto, queste cose qua. Allora, partirei sì, presentando. tutto il no? gruppo, vai. Allora, vado in ordine così. Allora, abbiamo Roberto Melone al basso. Roberto che è al lui. basso, sì. Abbiamo Alberto Tafuri alle tastiere, che è lui. Abbiamo Daniele Moretto alla tromba, tastiere, cori, insomma fa un po' di cose. Abbiamo Gabriel Mizzoli da Londra. Che chiamaste Pontello, mi hanno detto. No, no. Certo. No, so chi. Beh, comunque è un Famoso playboy. no, un Ah, famoso pornostar. percussionista bravissimo che vive in Inghilterra da anni, molto bravo e simpatico. Poi abbiamo Roberto Priori alla chitarra, lead guitar, come si diceva ai tempi. Abbiamo il nostro numero uno, il portiere. Abbiamo, portiere. sì, Luciano Graffi, fonico di sala, che verrà messo in porta praticamente. Abbiamo Ivan Ciccarelli, che è il seduto, diciamo, alla batteria. Poi abbiamo... Tu come ti chiami? Michele Monestiroli, come ti chiami? Michele, esatto. Michele Monestiroli a sax, tastiere, anche lui polistrumentista. E poi abbiamo Piero Gemelli, esatto. Perché ha un gemello, giusto? Esatto, perché ha un Tra l'altro gemello. lo stesso lavoro, se non sbaglio. Esatto, però alla batteria, lui invece alla chitarra. Benissimo. Quindi abbiamo alla programmazione, The Programmer, Ciao. Blur Boy, nome molto strano e molto mistico, però questo, Poi italiano, Blur no? Boy, Nessun straniero in squadra. nessun straniero, esatto. No, Quanto siamo una Pontello formazione, sia a parte che Gabriele vive Mizzoli che fuori. proprio vive fuori da 10 anni, e poi abbiamo Marco Guarnerio che oltre a essere allenatore e diciamo preparatore atletico della squadra, perché è anche nostro produttore Bene. musicale insieme a Pierpaolo Peroni, Che è questo del signore disco, con la telecamera. sotto la produzione di Claudio Cecchetto. Ecco. Quindi Praticamente abbiamo conosciuto tutto degli 883 di Max Pezzali, direi che a questo punto ti salutiamo. ok, Ce ne andiamo, perfetto. ti facciamo in bocca al lupo, tanto sappiamo che andrà tutto bene. Speriamo. Ciao Max, Ciao Mauro. grazie, ciao.